Scende la sera e qui ad Asiago, a 2 passi dall'aeroporto, dal centro abitato, un asinello giace sotto un telo in attesa di essere, portato via perché la sua carcassa venga smaltita. È stato predato dai lupi. Assalito, sventrato, divorato mentre era ancora vivo. L'asinello è stato predato dai lupi in una zona di abitazioni e attività. Per salvare gli altri capi, il proprietario ha dovuto trasferirli nel giardino di casa sua, ma il dolore e la rabbia sono talmente forti che probabilmente Ernesto Rigoni sarà costretto a cedere tutti i suoi asini. Posseggo una ventina di asini per passione e purtroppo sono costretto a vendere tutto, eliminarli perché la situazione è insopportabile, insomma insostenibile. I lupi hanno aggredito, sbranato, ucciso l'asinello che aspetta di essere ancora portato via da questa strada e tutti gli altri per essere salvati sono stati custoditi qui nel giardino di un'abitazione, ma tutto questo non può certo durare. E in autunno scorso me ne hanno predati 4-5 e feriti tutti gli altri. Adesso hanno cominciato a entrare nei recinti elettrificati e recintati di rete alta 1,50 m. Ernesto, come gli allevatori della stessa zona che si sono visti uccidere dei vitelli nei giorni scorsi, come i gestori delle malghe che hanno avuto predazioni in questa estate drammatica, si rivolge alle autorità. Io penso che la regione debba porsi il problema, in quanto tutti i terreni rimarranno incolti e anche il valore stesso il valore dei terreni stessi praticamente subirà un danno incredibile. Ma è tutta la montagna veneta che rischia di svalutarsi non solo sotto il profilo economico, di fronte a una serie di domande che non ottengono risposte. E intanto le predazioni continuano, ogni giorno.